Volevo ricordare che noi siamo un'associazione che cerca in tutte le maniere di dare spazio a chi non ha spazio, per cui abbiamo scelto di avere questa sala per poter fare proiezioni, conferenze, eccetera eccetera eccetera, e siamo tutti volontari, per cui chiedo gentilmente, oltre a ringraziarvi di essere venuti, di aver partecipato, se potete quando andate via lasciare un piccolo presente, perché noi ci manteniamo proprio solo con le offerte. Ecco. Ringrazio Emanuele, eccolo qua, che per il terzo anno consecutivo fa il premio Divo, e buon divertimento. Grazie Livio all'Associazione Libers che ci ospita, benvenuti a tutti voi. Tenete i telefoni spenti così possiamo parlare e accoglierci a braccia aperte, che abbiamo fin tanta ipertecnologia attorno a noi, no? Ipermacchine costruite in laboratorio che hanno voluto obbligarci talune volte a metterci dentro alle vene, e il motivo per cui ci troviamo qui è appunto perché ci siamo rifiutati di esibire barcode che dimostrassero l'inoculazione di prodotti artificiali che nulla hanno a che vedere con lo spirito anche della medicina di Ippocrate, di Galeno, di Pasteur stesso, quello che ha inventato il primo vaccino. Pasteur parlava della scienza che doveva aspirarsi a virtù evangeliche come la carità e la capacità di percepire la dimensione umana, la sofferenza degli altri. Questi erano scienziati. Guglielmo Marconi, che parlava della voce di Dio, di portare il valore della virtù agli altri. Questi sono gli scienziati, no? Che noi abbiamo in mente, non certo queste capitani di industrie multinazionali che ci hanno propinato un Green Pass, un barcode, non solo per entrare in biblioteca ma anche per prendere mezzi di trasporto pubblici. Sembrava l'apartheid in Sudafrica, sembravano gli anni in cui in America c'erano i posti riservati alle persone di colore. E questo è diventato tutto normale per la maggior parte delle persone, per noi no. Dunque ci troviamo qui al premio Divock. Come sapete, io sono colui che l'ha concepito, inventato, ma non sarebbe stato possibile senza quelli che ci hanno creduto, cioè la carne viva di questo concorso siete voi, con la vostra testimonianza. C'è stato tutto questo malcontento in quegli anni che molti vogliono in fretta e furia anche superare. C'è chi mi ha detto che siamo patetici dopo 5 anni ancora a parlare di vaccino, di non vaccino, che sono cose superate. Cioè, io non so come si fa a voltare pagina di fronte a quello che secondo me è un abominio sociale, antropologico, etico e soprattutto ecco, è giusto sollevare alcuni punti. A quel tempo qualcuno poteva prendersela con chi? Col governo, col vicino di casa, con l'istituzione. Cioè, ci si è anche chiesti come è stato possibile arrivare a una bassezza della civiltà tale. Le biblioteche chiuse, addirittura non poter prendere il treno, non poter entrare in un ambiente senza essersi sottoposti a un trattamento sanitario. Come si è arrivati? Chiaramente uno dice il malgoverno, c'è sempre col governo, è il governo ladro. Però voglio dire, noi abbiamo anche assistito a una convergenza tutti i partiti hanno avuto a che fare con queste norme restrittive, liberticide della libertà, perché un governo ha fatto i decreti, l'altro governo acclamava il Green Pass,
Cioè, qui a Udine, giusto per citarne una, quello che ha proposto di usare i droni per andare a caccia delle persone nel parco del Cormor è uno dei Fratelli d'Italia, che adesso è al governo. La Meloni, ancora nel 21, quando è uscita questa cosa del Green Pass, il nostro attuale Presidente del Consiglio ha detto che il Green Pass risolverà tutti i problemi, finalmente le persone potranno muoversi e potremo avere la libertà. Cos'è la libertà? E cos'è la vita? Io ho fatto questa domanda di persona alla signora Beatrice Lorenzini. Mi ha risposto è sopravvivere. Ma cosa è sopravvivere? Siamo dei topi diventati. Cioè, noi siamo degli esseri umani. Quello che volevo dire è che è stata una convergenza, erano tutti d'accordo su questi problemi, non c'era il partito buono e il partito cattivo. Cioè, anzi, è opportuno anche che io sottolinei questa cosa, le tante piattaforme dissidenti che sono sorte in quegli anni, che come dire, hanno solcato l'onda del malcontento per fare questa rincorsa al consenso, per mettersi in politica. Dopo mi sembra che le persone non le hanno tanto premiate, ma adesso tutte queste lucciole che hanno sfruttato il malcontento hanno anche loro voltato pagina, perché la logica vaccino non vaccino non porta più consenso. Una volta era per loro conveniente sfruttare questo bacino di voti, adesso bisogna parlare più di questioni legate all'inclusione, più di questioni legate ai pentiti, più di altri temi come la guerra, e noi che abbiamo veramente sopportato l'ingiuria, l'emarginazione, braccati con i droni, sembra un film di fantascienza se non fosse che è vero. Immaginatevi, 20 anni fa vi raccontavo di uno scenario in cui le guardie forestali andavano a caccia di persone ritiratesi nei boschi perché si sono rifiutate di mettersi un siero sperimentale nel sangue. Sembra la trama di un film di fantascienza. E noi siamo passati per omicidi, perché addirittura il Presidente della Repubblica ha detto che se tu non accettavi queste condizioni sanitarie tentavi alla vita degli altri. Tu sano non potevi uscire di casa, gli altri malati sì. Quindi non è una questione di quale partito, di quale governo, tutti i governi, è l'amministrazione statale stessa occidentale che ha permesso una cosa del genere. Ammetto che le mie sono affermazioni forti, perché uno può dire no, è il malgoverno, è un tipo di Stato, perché ci può essere anche uno Stato buono, uno Stato che mira al bene dei cittadini, il cosiddetto bene collettivo, il bene pubblico, il bene di tutti. Ma scusate, ma non ci hanno messo il vaccino proprio usando queste parole? Non dovevamo vaccinarsi dietro al paravento del bene pubblico, il bene di tutti? Sono tutti che hanno parlato del bene del pubblico. È proprio il fatto che noi il bene collettivo non gliel'abbiamo chiesto. Non gliel'abbiamo mai chiesto. Noi volevamo la possibilità di avere una dignità, di muoverci, e invece ci hanno messi prima di fuori, sotto la pioggia, per bere un caffè, umiliati, poi in piedi, in castigo. Quindi abbiamo riscoperto la potenza del piccolo numero di persone, della piccola comunità, la solidarietà del piccolo numero a fronte dell'abominio del statisticamente grande, la solidarietà reciproca, il soccorso reciproco. Ecco, il premio Divock che ho inventato è per dare un riconoscimento a tutti noi. Io adesso ovviamente chiamerò anche il vincitore, ma qualcuno doveva vincere in un premio letterario, ma tutti noi abbiamo vinto. La vostra testimonianza, la vostra resistenza. Per questo voglio dire che non è soltanto il conferimento di un premio, è molto di più, è un simbolo, perché pochi di numero ma fermi nella convinzione, e se questa convinzione non verrà mai meno, noi soli potremo rappresentare quel sassolino fastidioso nella scarpa di chi ci vuole schiacciare. Quindi grazie, adesso
Ecco, adesso seguiamo una scaletta e vogliamo fare un omaggio al nostro garante letterario che si chiama Francesco Benozzo, che è venuto a mancare tragicamente pochissimo tempo fa, poche settimane fa, a marzo. Lui è un professore dell'Università di Bologna, un combattente senza eguali, è stato portato via con la forza dall'Università di Bologna perché si era rifiutato di esibire il Green Pass. Ci eravamo conosciuti, gli avevo raccontato del premio Divock, insomma, e aveva aderito completamente a questa nostra missione, dicendo cose giustissime, cioè che tanti anche dissidenti dell'università, professori, intellettuali, sì, ma anche all'ordine del giorno, i cosiddetti paladini del dissenso, sono stati i primi a vaccinarsi, quelli che vanno a fare le conferenze dicendo il sacrificio per la nazione, quelli lì, Green Pass a colpo, perché sennò non lavoravano più come conferenzieri, e questo Benozzo lo dice chiaramente. Abbiamo un omaggio, un piccolo video, prima che appunto lui venisse a mancare, in cui dice 2 parole sul nostro concorso che adesso proiettiamo. Anzitutto il vostro invito a essere garante letterario mi onora e basta, quindi l'onore è mio, per un'iniziativa di questo tipo di cui ho subito colto la valenza umanistica e umana, perché appunto, visto che ci occupiamo anche di scienze umane e umanistiche, è un dato di fatto che un premio di questo tipo premia appunto chi ha scelto l'umanità contro il transumano, contro ciò che violava e violentava il concetto di umanità, perché c'è anche questo aspetto, insomma, chi ha accettato di sottoporsi a questa sperimentazione di massa con questo siero sperimentale impropriamente chiamato vaccino per abbindolare le masse stesse, chi l'ha fatto, dico, che aveva la possibilità di capire che non si trattava di quello, ha anche accettato di essere una cavia verso questa forma di transumanesimo finale, perché quel RNA dentro alle sostanze in quella direzione va, cioè la letteratura scientifica almeno prima del 2020 parlava chiaro in questo senso. Quindi da un lato, quando ho visto il premio Divock, ho pensato che fosse qualcosa che andava a premiare anche una scelta di umanità e quindi di umanesimo reale, cioè di umanesimo nel senso di alti studi ma che si fondano sulle radici dell'uomo e della persona. Quindi da questo punto di vista è archetipicamente, antropologicamente cruciale come iniziativa la vostra, perché non restituisce qualcosa ma è in continuità con una tradizione di pensatori, di studi e di persone che ragionano con la propria testa, che sono per fortuna quelli che hanno fondato il pensiero occidentale. Dall'altro lato, siccome ho letto mi era capitato di leggere qualche articolo canzonatorio su questo premio, dicendo guardi, gli discriminati discriminano gli altri. Non è così, perché io come linguista ci ho provato a ragionare anche come linguista, è come se fosse un premio per le lingue minoritarie. Tu poi vivi in una regione dove una grande lingua come il ladino friulano, che dovrebbe essere lingua nazionale da quel punto di vista per le vostre aree, è diventata lingua minoritaria come tutte le nostre parlate, tutti i nostri dialetti, quando è stata sovraimposta una lingua nazionale. Però se noi facciamo un premio letterario per le lingue minoritarie non stiamo discriminando la lingua nazionale, che non ha alcun bisogno di essere discriminata perché è la potenza governativa. Quindi è la stessa cosa, cioè andiamo anzi a premiare chi fa uso di parlate, definiamole pure locali, anche se andrebbe definita meglio la cosa, perché il monumento della letteratura italiana, la Divina Commedia, è stato scritto in dialetto, questa era stata la sua grande, incredibile novità, chiusa la parentesi, ma andiamo a premiare delle lingue che sono sempre state in contatto come lingue locali con gli archetipi, in questo caso con le civiltà arcaiche che non hanno subito la violenza di certe cose portate dalle lingue nazionali, l'uniformità, l'uniformazione, la globalizzazione. Quindi è un po' un parallelo che mi torna.
Secondo me anche la genialità del titolo Divock invece che Covid fa capire da subito che in un mondo che va alla rovescia la possibilità che abbiamo è di riposizionarci a rovescio rispetto a questo mondo che ci viene ribaltato sopra per rimanere dritti noi, dritti nel senso non certo della resilienza che tutti vorrebbero, che è un altro tranello per piegarsi al sistema, ma dritti nel senso di rimanere a contatto con le cose permanenti e fondamentali, come diceva Tolkien, il lampo e non il lampione. Grazie. Io vi invito ad approfondire la figura di Francesco Benozzo, perché era un poeta straordinario, nonché un musicista, un arpista. Un arpista, è stato anche diverse volte a Udine, è un esempio, ha parlato anche della diserzione della coscienza, del vivere nella natura, no? Questo ritorno al bosco. Vi invito a approfondire la figura di questo grande nostro garante letterario del premio Divock. Non è morto, sembrava sano. È andato al ristorante e poi si è sentito male. Effettivamente, belle incognite. No, il garante letterario del Divock. Bene, a questo punto io chiamo qui presente Ugo Rossi. Grazie. E mettiti pure un altro leone dal coraggio abbagliante, cioè, ma si vede già, a me a vederlo mi ispira forza, un tipo forte che ha combattuto ma con tal fervore in quegli anni, no? Con questa forza d'animo, e non solo d'animo, anche con tu sei uno che ci ha messo tutto il corpo in questa battaglia, quindi ci onori con la tua presenza e ecco, ti passo il microfono per dire 2 parole, anche 3. Tanto sì, buon pomeriggio a tutti, grazie Emanuele per questo invito, è sempre un piacere venire a questa premiazione. Ero stato alla prima edizione, lo scorso anno mi pare di no, però ecco, è importante anche come testimonianza di quello che abbiamo subito, proprio per non dimenticare, perché per tanti pensano che è finita qua, invece qua c'è un piano veramente malefico di dominio del mondo, dell'umanità, e quindi sappiamo che hanno le loro strategie tramite la paura per controllarci e portare avanti questi progetti, anche il dominio tecnologico, no? Come è stato di fatto il Green Pass. All'epoca, sì, quando poi partì tutto col decreto Conte, io non ebbi dubbi a oppormi, anche perché questi piani li avevo già visti con largo anticipo, e mi ricordo che proprio il giorno stesso del decreto Conte, una delle prime cose che feci, proprio scrivere su Facebook: Conte e il tuo governo siete una banda di criminali, io esco libero, perché c'era il discorso io sto a casa, no? Quindi proprio in opposizione, e da lì fu una costante lotta dal basso. Siamo partiti magari in pochi a metterci la faccia sui territori, poi con tanti di voi siamo visti nelle piazze, però ricordo proprio tra le prime azioni c'erano queste fiaccolate che abbiamo fatto a Udine, a Trieste, dove andavamo a violare il coprifuoco proprio per dare un segnale alle persone, perché di fatto hanno iniziato a chiuderci in casa proprio con la paura della multa, ma poi anche quando bastava leggere comunque i dati ufficiali che davano erano tutti manipolati da questo, tramite tamponi ovviamente, PCR, giustificavano questa pandemia che non c'era, semplicemente spacciavano un'influenza stagionale per la più grande pandemia della storia. E poi vabbè, i numeri hanno confermato tutto, che era tutto falso. Anche a Trieste ho fatto l'accesso atti dei morti, dei decessi negli anni, e c'è stato, i dati che ci sono costanti negli anni, negli ultimi 20 anni, quindi non c'è un dato che giustifica una pandemia dove sono morti migliaia di persone. Hanno di fatto invece ucciso delle persone negli ospedali, con anche i loro sieri sperimentali, e tutt'oggi ci sono ancora chi con i malori improvvisi
effetti collaterali avversi subisce danni importanti o perde la vita, e quindi non è finita qui quello che hanno causato con questi loro piani. E chi come me si è ovviamente esposto sta anche tutt'oggi pagando le conseguenze con processi, con precedenti penali. Anch'io non ho esibito quel Green Pass, durante il Consiglio Comunale mi hanno arrestato, tenuto 3 mesi agli arresti domiciliari in casa, nemmeno fossi un boss mafioso. Mi ricordo che mi hanno portato dopo l'arresto al Tribunale di Trieste, chiuso nella celletta del furgone della penitenziaria, proprio era claustrofobico, e arrivo al tribunale e c'erano tutti pieni di polizia, meno 60 agenti, tra agenti antisommossa, carabinieri, polizia penitenziaria di Stato, Digos, tant'è che poi mi arrivò la voce proprio da parte di persone che conoscevo all'interno del Tribunale di Trieste, che così tanti agenti non hanno visti nemmeno all'epoca, quando c'erano i processi ai boss mafiosi. E in tanti come me comunque stiamo subendo questi tipo di ritorsioni, sia a Udine a Trieste soprattutto. Ad esempio a settembre abbiamo un'altra udienza del processo per i fatti del porto di Trieste, e la maggior parte dei capi di imputazione sono veramente surreali, ma proprio costruiti ad hoc per intimidire, no? Perché soprattutto chi, diciamo, ha acceso la fiamma del coraggio, della resistenza, cercano di intimidirlo con ritorsioni penali e con ritorsioni economiche, perché poi ci sono le cartelle esattoriali, si allunga ovviamente la ritorsione. Però si continua a lottare con coraggio, perché io ho chiaro che è il nostro nemico, questo sistema, diciamo, finanziario di potere che in mano a pochissime famiglie e uomini sulla terra, che gestiscono dalla stampa della moneta fino, diciamo, a tutto quello che ci circonda, e vogliono ridurre la popolazione, vogliono controllarla adesso con l'intelligenza artificiale, la tecnologia. E quindi sì, non è questo il mondo, l'umanità che personalmente voglio, e penso nemmeno voi vogliate, e dobbiamo impegnarci tutti, costantemente, tutti i giorni, proprio per cercare di cambiarlo con le nostre scelte quotidiane. Quindi, per dire, al posto di comprare su Amazon, possiamo comprare nella bottega sotto casa e cercare di incentivare l'economia locale, o come fate qui a Libras facendo il gruppo di acquisto solidale. Ecco, queste sono le azioni concrete che possiamo fare tutti noi tutti i giorni. Boicottare il pagamento digitale, cercare di pagare in contante, e poi ovviamente bisogna, come penso, cambiare anche a livello politico, perché fino a quando lasciamo le istituzioni nelle mani di questi personaggi che prima hai citato, abbiamo già visto le conseguenze che ci fanno pagare. Quindi ecco, io credo che bisogna agire anche su quel piano, e stiamo cercando con difficoltà, perché poi ci sono protagonismi, personalismi, e non è facile unire le forze, ma pian piano stiamo arrivando a quel tipo di risultato. E quindi forza e coraggio, continuiamo a lottare, grazie per ricordare quello che ci hanno fatto passare anche con la testimonianza che hai portato, e con questo premio che ci incoraggia a non perdere la speranza, la fiducia, e soprattutto a non dimenticare quello che ci hanno fatto subire. Ecco, questo è fondamentale. Grazie. Grazie Ugo Rossi per queste parole che sono scolpite nel marmo e invitano a un vivere più umano, meno etichettato e digitalizzato. Grazie anche all'Associazione Libras di nuovo per ospitarci. Sì, delle tante comunque voci del dissenso in quegli anni, non c'è stata una vera e propria iniziativa che desse qualcosa a chi ha perso. E anche lì Ugo Rossi parlava dei tanti personalismi, anche in queste voci del dissenso, che poi si è rivelato un dissenso modulato, se non controllato, se non addirittura costruito a tavolino, come dire, sì, critico il Green Pass, però vaccinatevi. Quanti cosiddetti intellettuali hanno fatto un po' questa modulazione, no? Perché chiaramente per contenere anche la rabbia e il malcontento
Anche, sì, sì. Sì, è già Marcuse, filosofi della scuola di Francoforte parlavano del dissenso costruito a tavolino, come dire, vuoi dissentire, quello è il modo, altrimenti sei un antistatale. Quindi sono contento, insomma, che il Divock è un qualcosa che viene dato, in particolare la voce. Quindi adesso dobbiamo proiettare alcuni brevissimi video, in particolare dal presidente della giuria, che ricordiamo implicava oltre a me anche Lucia De Giorgio, il presidente. E il presidente Angelo Tonelli ci ha mandato un brevissimo video saluto, anche lui è un grecista, poeta, performer che vive a Lerici, vicino alla Spezia, è considerato, e lo è, il più grande grecista vivente. Pensate che ha tradotto tutte le tragedie greche in un unico volume, non esiste un'opera analoga, ci ha messo 10 anni e lui è il presidente, ci ha onorati con la presidenza di giuria del premio Divock. Anche lui aveva questo festival ogni anno a Lerici, gliel'hanno tolto mentre era in Fieri perché aveva paragonato il Green Pass a qualche artefatto nazista, e per questa ragione gli hanno tolto il convegno che aveva, gli hanno tolto le sale, gli hanno detto tu non lavori più, è un altro grande combattente. Quindi proiettiamo questo breve video saluti di Tonelli e dopodiché proietto un breve video di saluti dell'onorevole Sergio Berlato, che ci ha ospitati al Parlamento europeo di Bruxelles a dicembre del 2024, io e Andrea Meneghel, siamo andati su ospiti dell'onorevole Berlato, che è anche lui un politico fuori dal coro, che ha avuto anche lui il coraggio di invitarci, ospitarci al Parlamento, a andare proprio a portare la nostra istanza in un ambiente così, no? Dove si applicano poi le norme, almeno con la nostra voce siamo andati lì e l'onorevole ci ha permesso di dire lì proprio le nostre cose, e ci ha mandato anche lui un breve video saluto. Sarebbe venuto di persona, ma per impegni istituzionali è a Trento adesso, quindi proiettiamo questi video saluti. Il problema è la bandiera che vedremo. Ah sì, c'è la bandiera. Allora, prima lì. Salute a tutti i co-organizzatori del premio Divock e soprattutto ai partecipanti, a coloro che hanno partecipato a questo premio dedicato a chi non si è mai vaccinato, e ai vincitori. E segnalo l'assoluta attualità, tuttora importanza, rilevanza di questo premio, nel momento in cui non bisogna abbassare la guardia, perché le politiche vaccinali cieche continuano a tentare di seminarsi il più possibile nelle menti e nei corpi delle popolazioni del mondo. E quindi a tutti quanti auguri di buon lavoro, grazie per partecipare a questo progetto di difesa della libertà individuale e collettiva contro le manipolazioni mediatiche da parte delle grandi elite di potere cieche, prive di formazione spirituale, prive di vera filia, ovvero amore, solidarietà, compassione nei confronti dei popoli. Un caro saluto a Emanuele Franza e a tutti gli amici del premio Divock. Abbiamo avuto il piacere di ospitarli su a Bruxelles, al Parlamento europeo, e volevo venire anche a partecipare all'incontro di oggi. Purtroppo sono trattenuto in provincia di Trento per altri impegni precedentemente assunti, però io continuo a confermare il mio impegno per fare in modo che emerga verità e giustizia
dopo quel imbroglio rappresentato dal Covid-19, dove purtroppo c'è stata per troppo tempo nascosta la verità e siamo stati privati delle nostre libertà individuali. Continueremo a combattere finché vedremo garantita verità e giustizia, un impegno che abbiamo assunto e che vogliamo onorare nel migliore dei modi. Devo dire che non sono parole da poco, soprattutto pensando a un politico in generale, comunque uno che in quel periodo insomma, rappresenta la collettività, quindi che un politico si esponga in quel modo, come poi tra l'altro ha fatto anche l'onorevole Sgarbi, di cui abbiamo anche un saluto che vedremo in seguito. Sono parole non da poco, ma sono anche mosche bianche, insomma, perché soprattutto c'era il periodo in cui per entrare in Parlamento addirittura bisognava avere il Green Pass anche per entrare in Parlamento, se non è un attacco alla democrazia questo. Ecco, quindi io adesso inviterei la Lucia De Giorgio a dire due parole e dopo chiameremo delle testimonianze. E la Lucia De Giorgio, che sta in disparte per riverenza, ma ha fatto tutto lei, perché lei, questa donna forte che aveva fatto i sit-in fuori dalle poste, in quegli anni lì, ha fatto la sua battaglia, cioè spirituale, morale, reale, quindi la Lucia De Giorgio è un faro del premio Divo, un faro nel mio lavoro. Quando ho un momento di sconforto chiamo la Lucia De Giorgio e dico: Lucia, cosa facciamo? Anzi, tante volte non prendo neanche decisioni senza chiederle, dico: Lucia, vedi tu che tu vedi oltre la nebbia, quindi ecco, ascoltate. No, non devo dire molto, grazie. Intanto grazie di essere così numerosi e così attenti. E Lucia, un faro, De Giorgio contro il drago, quindi proprio il mio nome esprime tutto quello che ho capito di essere. Quindi adesso io vorrei, sì, non mi dilungo perché ha parlato lui, abbiamo sentito questi bravissimi relatori e vorremmo adesso dare voce al pubblico, perché sappiamo che qualcuno di voi ha espresso desiderio proprio di dire alcune parole. Quindi vorrei chiamare Lisa Armacora. Sì, 3 minuti a testa, insomma, perché siete una decina più o meno. Grazie di essere venuta. Grazie a voi. Grazie, benvenuta. Sì, grazie a tutti di essere presenti. Come voi anch'io ho fatto la mia battaglia contro questo Covid che ci ha messo un po' in ginocchio. Io faccio la parrucchiera come mestiere e durante il periodo del Covid scrivevo sul sito Fagagna Online, che è il paese dove abito, ogni giorno qualcosa. A causa di quello che scrivevo, il mio comune ha tentato in tutte le maniere di fermare il mio parlare, il mio scrivere, anche perché si capiva perfettamente da che parte ero. Quindi ho perso amici, ho perso clienti. Ero l'unica insieme a mia figlia in giro per il paese senza mascherina regolare, dura il pezzo. Io poi ho il negozio in pieno centro, quindi quando arrivavo al mattino senza mascherina passavo tutta la piazza, passavo giù per la via e vedevo i miei concittadini che mi guardavano di storto, cioè avevo difficoltà a farmi accettare per le mie scelte. Sono contenta però di aver capito chi sono, la forza che ho, la capacità di affrontare le avversità, al di là dello Stato che ci mette i bastoni tra le ruote, perché anche quando sono venuta in negozio io non ho neanche mai fatto un tampone, quindi lavoravo libera, cioè sono voluta restare libera. Praticamente sono venuti a chiedermi il Green Pass, ci hanno dato 600 euro di multa a me, a mio marito che ha un'attività a fianco alla mia, a mia figlia. Non l'abbiamo mai pagata ovviamente perché sapevamo che sarebbe decaduto tutto, però essere perseguitati
ti fa capire quanto lo Stato non sia dalla tua parte, ma sia contro di te. Giusto. E quando adesso nel mio paese sono morte delle persone alle quali dicevo non fare la vaccinazione, non fare così, queste persone insomma se ne sono andate. Mi fa male perché avrei voluto poter dare di più per svegliare di più chi era dormiente, diciamo così, o chi si era seduto sul sistema. Sì, ognuno di noi, mi fa piacere che ci siano. Quando io ho cominciato a scrivere sul sito pensavo di essere sola, cioè io mi sentivo tanto sola, anche perché sui social dopo venivo aggredita anche a male parole. Mi ricordo che la prima volta che hanno scritto una brutta roba su di me, l'ho letta, ho chiuso il computer, sono andata in bagno, mi sono chiusa dentro, ho cominciato a piangere disperatamente, perché io parlavo con il cuore e altri invece lo prendevano come una brutta cosa. Quindi oggi so dove posso arrivare, ho detto no, continuerò a dire no, se vedrò altre angherie da parte dello Stato continuerò ad essere ferma nelle mie decisioni, cioè ormai sappiamo chi siamo e quanto valiamo, perché siamo umani, siamo esseri, io penso che siamo tutti esseri divini, siamo tutti eroi qui dentro, perché tutti ce l'abbiamo fatta, tutti abbiamo saltato la barricata, Ugo in particolare perché lo seguivo sempre, e niente, mi fa piacere aver portato un po' delle mie parole. Grazie a tutti. Grazie Lisa, ancora. Sono parole che penso che abbiano commosso tutti, me compreso, perché veramente non siamo mai soli, ma vorrei aggiungere che anche qualora ci trovassimo in un angolo, anche qualora ci avessero tolto tutti, anche qualora fossimo l'unica persona al mondo a pensarne in quel modo lì, non siamo ancora soli, perché siamo insieme alla giustizia e in quel caso non siamo soli. Quindi grazie per queste parole che penso che abbiano commosso tutti. Grazie, esperienze che poi abbiamo sentito tutti, abbiamo vissuto tutti nella maniera molto simile alla tua. Chiamiamo adesso Rosita Marinoni, se c'è. Altrimenti con l'intervento poi scritto, va bene. Andrea Di Massimo. Andrea c'è, eccolo. Bene, prego. Benvenuto. Che viene da? Roma. Benvenuto Andrea, grazie. Accomodati. Ecco. Sì, prego. No, preferisco stare in piedi. Prego. Ecco, io mi metto là con la Lucia, stai qui. Allora, intanto saluto tutti e ringrazio per essere presenti. Quello che voglio dire è, come ho avuto modo di dire al signor Franz in via epistolare, è che io mi trovo a vivere un paradosso in questo periodo, perché sto esperendo quella che ho sempre chiamato pandemenza, perché non sono mai riuscito a chiamarla altrimenti. Mi trovo a esperirla più adesso rispetto a quando effettivamente era endemica, diciamo così, perché purtroppo ci è andata di mezzo mia madre, che ha subito una frattura del femore e doveva essere ricoverata in una struttura riabilitativa dopo l'intervento. Questa struttura aveva messo come condizione oggi nel 2025 che doveva fare un tampone per la negatività al Covid. Sì, ancora, purtroppo. E quindi mia madre, sorprendendo anche me, si è rifiutata di sottostare a questo ricatto. Il risultato è che non l'hanno ricoverata, nonostante io abbia fatto una diffida legale e poi adesso sono andato prima dai carabinieri, dalla polizia, che non si sono manifestati, non sono stati manifestamente ostili, ma insomma non si è potuto andare avanti perché poi ci sono i cavilli, cioè
bisognava fare un esposto, l'esposto però poi è venuto fuori si può fare solo contro persone giuridiche, cioè non si può fare contro persone giuridiche ma solo contro persone fisiche, e insomma la sostanza è che mia madre tuttora avrebbe bisogno di una fisioterapia continuativa, ma non è possibile in una struttura, adesso sto provando con le strutture private, forse ne troviamo qualcuna, però insomma. E comunque riguardo a tutta la vicenda, adesso concludo perché io sono stato forse all'inizio fortunato perché io mi trovo a essere un freelance, quindi lavoro da casa, e quindi la gran parte della follia non mi ha toccato più di tanto, anche se poi sono stato, per esempio, sono stato buttato giù da un treno, cioè sono stato fatto scendere da un treno perché ovviamente ero salito senza bavaglio, io l'ho sempre chiamato così, oppure sono sempre andato in giro appunto senza il bavaglio e ho avuto qualche problema, però il grosso purtroppo lo sto vivendo adesso, il grosso della follia. E poi volevo dire, questa è secondo me sta attraversando una fase carsica questa cosa, perché prima o poi è qualcosa che emergerà, se non sarà il Covid sarà per un'altra cosa, si dice già l'aviaria, cioè, quindi lo schema rimane lo stesso, cambia il protagonista effimero del momento, ma lo scopo è sempre il controllo, quindi dobbiamo essere, è inutile dirlo fra noi perché noi siamo già allerta, però dobbiamo farci forza, insomma. Grazie. Grazie Andrea. Grazie. Stefania Carlotto, proprio sui temi della sanità. Buonasera a tutti. Anticipo già che se per caso mi emoziono, portate pazienza. Io credo di rappresentare, sono un paziente oncologico, credo di rappresentare i danneggiati da Covid pur non essendo vaccinata. Io ho subito il primo intervento nel 2020, esattamente l'11 marzo, quando Conte ha fatto il primo decreto di lockdown. Ho subito un intervento fatto evidentemente con i piedi. Negli anni successivi, pur essendo seguita in una struttura che viene definita un'eccellenza della sanità veneta, non si sono accorti, nonostante io abbia anche fatto presente determinate cose, non si sono accorti che era stato lasciato un residuo di questo tumore. Il 16 gennaio di quest'anno ho fatto la visita oncologica, mi hanno detto signora Carlotto, benissimo, l'ultima visita il 16 luglio e poi abbiamo finito questo percorso. E il 24 di febbraio, spingendo un po' anche con il radiologo che mi ha fatto l'ecografia per valutare, si sono accorti che se ne erano dimenticati un pezzo, quindi sono stata rioperata il 22 aprile con tutti in fibrillazione perché non si capisce, non ci si capacita, e su questo ritorno fra brevissimo. La prossima settimana inizio le terapie, perché oltretutto rispetto a quello che è stato 5 anni fa, il percorso diventa più lungo, minimo 7-8 anni. Il punto qual è? Il punto è che io allo IOV di Padova sono stata seguita da un oncologo che ad un certo punto non c'era più. E c'era pochissima gente in questi anni. Sono stata seguita dai medici a gettone e dagli specializzandi. Allora, tutto quello che riguarda il Covid e che riguarda la vaccinazione, eccetera, ovviamente l'ho abbracciato immediatamente perché ci rendiamo conto tutti, anzi io, insomma, chi ha un minimo si è reso conto subito che c'era qualcosa che stonava. Per me il Covid è stato un test,
un test per vedere come le persone reagivano. Purtroppo noi italiani reagiamo molto male, perché non ci sarebbe bisogno, io sento molto spesso, e anche qui viene detto, è colpa delle istituzioni, eccetera. Non è vero, la colpa è nostra. La colpa è nostra perché io prima di ammalarmi per circa 15 anni mi sono occupata di prevenzione, quindi la prevenzione primaria di salute, con una fatica incredibile, perché tutti sembra che sappiano già tutto. Noi dobbiamo, secondo me, andare a parlare con le persone, cioè sono le persone che devono rendersi conto, che devono informarsi. Il discorso del vaccino non è l'unico, cioè ce ne sono già altri 7-8 che lo stanno facendo. Oltretutto le ultime sperimentazioni che sono fatte, ma che saranno resi disponibili, no? Attraverso il fatto che altrimenti ti prendi il vaiolo delle scimmie piuttosto che qualsiasi altra cosa. Cosa fanno? Se la sperimentazione dura 90 giorni e nei primi 35 giorni muoiono il 50% delle persone, tolgono quei 35 giorni e quindi fanno la sperimentazione, te la presentano solamente con la parte ultima. Questo possiamo fare qualche cosa noi solamente se noi ci rendiamo conto. Quindi quando Emanuele Franza ha fatto anche quest'ultima edizione, di fronte appunto al fatto che tantissimi dicano beh, è una cosa superata, non è superata, siamo solo all'inizio. Se voi vi andate a vedere quelle che sono le competenze date all'OMS e all'attuale direttore dell'OMS, è una cosa indegna, ma solo ed esclusivamente se le persone sono al corrente di questo, dobbiamo renderle edotte, perché finché ci troviamo tra di noi siamo tutti d'accordo, dobbiamo trovare il modo per uscire da questo, e questo è un impegno che io mi prendo. Io spero che queste terapie mi portino ad avere la forza di riprendere in mano il progetto salute che avevo fatto. Spero di poter contare anche su di voi, perché vorrei veramente, come facevo prima con i medici, anziché avere i medici che mi fanno da spalla, vorrei che foste tutti voi a fare la spalla per portare avanti questa cosa qua. Grazie. Grazie. Ancora un intervento, Sara Pignolo. Ecco, grazie. Che mi pare debba sempre parlare dei temi della sanità, giusto? Più o meno. Prego. Niente, io mi chiamo Pignolo Sara, sono la mamma di Mattia Miano, che il 12 dicembre del 2023 ho trovato senza vita. Io sono stata una resistente, come tutta la mia famiglia, perché mio marito e i miei figli, che invece sono vaccinati. Mio figlio aveva avuto 2 volte il Covid, e poi perché frequentavo l'università e hanno richiesto la vaccinazione, sebbene ha fatto tutte le lezioni e anche gli esami via, come si dice, online. E cosa posso dire? Logicamente il vaccino non c'entra niente, i medici sono tutti di quel parere, molto difficile, però dopo 11 mesi abbiamo avuto i risultati degli esami autoptici e della genetica e sono tutti negativi, e quindi mi hanno detto cose che succedono, ma io sono andata avanti logicamente a mie spese e non posso dire che cosa, ma comunque sto facendo esami molto approfonditi che non si potrebbero fare per arrivare a un dunque e sapere se la colpa è stata di questo.
25. Passiamo un video? Sì, penso che tutti siamo vicini a queste testimonianze che stiamo raccogliendo, ed è la cosa più importante di questo incontro, che non è soltanto un premio. I premi letterari siamo oberati a ogni angolo. Questo è più di un premio letterario, è proprio una voce, tante voci messe insieme. Adesso ascoltiamo un brevissimo video che ci aveva mandato per la scorsa edizione l'onorevole Sgarbi, due brevi parole che ci aveva dato sul premio Divock. Se fossimo in un paese libero, un premio come Divock non dovrebbe esistere. Non so chi vincerà il suo merito, ma certamente chi vincerà sarà stato un uomo libero. E non perché si è ribellato, perché ha rinunciato, rifiutato di obbedire a uno Stato che stabilisce una malattia obbligatoria, ma perché si può considerare psicologicamente sano. E quindi chi ha avuto l'intuizione, Manuel Franz, di inventare questo premio ha fatto una cosa apparentemente bizzarra, ma che indica in modo decisivo una discriminazione intollerabile. Lo scrittore non può essere interdetto, impedito, perché sano ha deciso di non vaccinarsi. E quindi perfino un premio come questo, che cerca di restituire l'onore, la dignità, la salute mentale e fisica a quanti hanno deciso liberamente di non vaccinarsi, proprio perché si sottolinea la loro dimensione di non vaccinati. Questi nel premio troveranno una compensazione da quello che è stato loro impedito con l'interdizione di biblioteche, di musei, di luoghi di cultura. Per cui sul piano della pura logica io non posso che inviare il mio saluto e tutta la mia considerazione e stima per quelli che partecipano, per quelli che l'hanno organizzato. Grazie anche all'onorevole Sgarbi, e come ripeto non erano tanti a quel tempo i politici che si sono un po' esposti, all'inizio sono esposti, dopo hanno pagato anche loro le conseguenze, gli hanno fatto capire che quello che avevano da perdere era troppo, e chiaramente questo demone, no? Perché quello che perdi, quello che guadagni, ci ha messi tutti gli uni contro l'altro, con quella logica tu puoi andare al ristorante, quell'altro no. E poi è diventato come i capò, che si denunciavano a vicenda, il vicino di casa, ci sono andati questi gruppi per segnalare il tuo vicino di casa che era spasso col cane, è proprio una caricatura macabra della società basata su questa logica del quello che tu puoi avere e puoi togliere a un altro, denunciando un tuo simile. E anche il politico, il conferenziere all'inizio si sono esposti e dopo hanno ceduto anche loro, perché all'inizio c'è stata questa prima ondata di Green Pass soltanto per andare al ristorante. Ma come faccio io dopo andare al ristorante? Mi dispiace, i nostri nonni lì in trincea e mio padre nel 1936 che mi raccontava dei carri armati della Wehrmacht e di suo padre che doveva avere la tessera del partito fascista, e quelli cos'erano? Cioè, ci vengono a raccontare a noi che ci serve un Green Pass per entrare al ristorante, non abbiamo presente i nostri nonni che cosa hanno vissuto per testimoniare i valori, la civiltà, le battaglie civili. Adesso il problema è che non puoi andare al ristorante. Questa è stata la prima ondata, dopo chiaramente hanno stretto il cambio sempre più, adesso ti facciamo perdere anche il lavoro, ti facciamo perdere i rapporti con gli amici, perché poi ti accusano tutti
che non puoi andare con loro, insomma ci hanno ridotti proprio all'osso, però non ci hanno estinti, ed è dal piccolo nucleo che poi nasce il cambiamento, dalle persone che hanno sofferto, che hanno maturato una coscienza civica, un valore, che parte poi un cambiamento, perché sono quelle persone che hanno sfuggito quella logica del guadagno, perché tutta questa messa in scena qua è basata su questa logica, la logica del consenso, dell'arraffare, non è che ti dicono, ti hanno parlato della verità, della giustizia, della virtù, ti hanno parlato di quello che ti fanno perdere, no? Mentre è quello che noi possiamo dare agli altri, non quello che possiamo prendere, no? Comunque adesso chiamiamo ancora una testimonianza, Lucia. Poi entriamo nel vivo della premiazione. Francesco Tamburini. Bene, Carmen Gruhold. Sono io, sì. Sì, 3 minuti, possibilmente. No, ma parlo poco, bene, perché non sono preparati. Allora, quello che vorrei dirvi è che durante il lockdown io sono caduta dalle scale e cadendo dalle scale è arrivata l'ambulanza e mi volevano portare via e io ho detto no, non voglio andare via da nessuna parte, perché se entro dentro, entro viva e esco morta. E ero veramente sfigurata perché stavo rifacendo una casa in campagna, non aveva le passamaniglie, sono caduta e ero piena di sangue e mi sono detta no, io farò tutto da sola, riuscirò a superare questo momento. Ho dovuto firmare perché l'ambulanza mi ha detto di firmare e loro sono arrivati con 2 mascherine una sopra l'altra, non so se avevano 3. E poi mi hanno chiesto il documento, ero praticamente sfigurata, non mi vedevano proprio bene. E dico sono io, sono un po', no, tutta gonfia. E allora che cosa succede? A distanza di 2 mesi decido di andare a Genova a farmi la ricrescita, perché ho una certa età, no? E decido di andare, ero un po' meglio, però diciamo che non usavo la mascherina perché essendo gonfia così non la usavo proprio. Vado da un parrucchiere, un cinese, e dico guarda, io non posso tenere molto la mascherina perché loro mi hanno detto di tenerla. Dico esco fuori, c'è un bar da cui sono state spostate, tolte le sedie perché nessuno poteva sedersi o entrare nel bar, no? Allora a questo punto dico va bene, facciamo così, mi fate un po', non lo so, decolorazione, poi io esco, vado a questo bar, bevo qualcosa, sto un po' così con questi capelli, fuori per 30 minuti o quanto ci vuole e poi ritorno, perché poi era davanti. E loro mi hanno detto ma va bene, ma sarai tutta strana. Dico va bene, non fa niente. Mi sistemano in una maniera che veramente era una cosa inimmaginabile, era anziché film. Io sono uscita così, ho notato tutte le persone che venivano contro, camminavano per la strada e ho notato che tutte erano con queste mascherine, nessuno rideva di me, io non ce la facevo più dalle risate, mi sono fotografata, dico guardateli. Ora la normalità è questa, sono io, perciò mi vedono così, sono io così. Invece dico questa è la normalità. E poi sono riuscita attraverso la fisioterapia, ho rifiutato tutte le medicine, ho rifiutato qualunque cosa, tipo non solo vaccini ma anche tamponi e così via, anche perché io sono laureata in filosofia e soprattutto filosofia della mente. E ho dato anche gli esami di biologia e neuroscienze e ho seguito dei corsi, siccome io studiavo a Pisa, ho seguito dei corsi alla Normale
di un professore, anche ricercatore e presidente ICGEP, come si potrebbe leggere, un centro di ricerca che si chiama Mauro Giaca, e stava studiando la medicina molecolare, cioè ci stava insegnando a noi la medicina molecolare, e lì ho imparato moltissimo sull'mRNA messaggero, e ho provato ad insegnare ad alcune persone tipo OS come funziona la cellula e così via. E quando ho notato che medici si stavano vaccinando, io sono rimasta scioccata. Dico, come loro non sanno cosa vuol dire l'mRNA messaggero, che cosa fa all'interno della cellula, e insomma è tutto un discorso, non voglio insegnare niente oggi. E comunque alla fine ho superato questo problema, sono fallita dal punto di vista, perché io avevo comprato a Busalla uno studio per fare delle consulenze filosofiche e non sono riuscita a fare perché non potevo chiedere alle persone di vaccinarsi per venire da me. E a questo punto ho chiuso, sono in fallimento, va bene, sto benissimo anche così, e mi sono dedicata alla letteratura e così via, e ho finito. E questa è la mia testimonianza. Mi sono ripresa e, come ho detto, mi sono ripresa, il dottore chirurgo, no, mi voleva iniettare, dico io non mi rifiuto qualunque tipo di iniezione, e ho finito perché io quando inizio a parlare poi non finisco più. Grazie, anche perché ti eri seduta comodamente. Bene. Grazie veramente a tutti per queste toccanti testimonianze. Entriamo nel pieno della premiazione. Abbiamo pensato di leggere un breve estratto da ciascun testo. Ho visto nella mia infanzia un bambino rifiutare il latte, alimento altamente simbolico, a costo di punizioni. Egli era sempre più resistente, quanto più manesca diventava sua madre. Una mattina che assistetti io, quando si era raggomicolato in un angolo, affranto e affamato, lei lo strattonò, lo spogliò e lo mise nudo sul balcone. «Alla vergogna, finché non me lo chiederai, il latte!» gli gridò con la sua voce acuta, che straziava soprattutto quando, rifacendo il letto, cantava «Vissi d'amore, vissi d'amore». Fuggii. Giunto al portone ancora furente, suonai il campanello e attesi. Quando ella si affacciò le dissi: «Zia Aurelia, sei maleducata!» Attraversata la strada, prima di varcare il portone di casa mia, che era di fronte, vidi da sotto in su mio cugino esposto al ludibrio. Ma non aveva un atteggiamento mortificato o vergognoso. Assorto prendeva il sole, dritto in piedi e spavaldo. Non guardò verso di me, ma fingeva di fumare. Con altrettanta fermezza avrebbe oggi evitato la siringa, come allora aveva scagliato via la tazza per quanto potesse contenere il suo bene. Mi pare di fargli onore, resistendo io. Quindi vince il secondo posto al premio Bivouac terza edizione Giuseppe Campolo con l'opera L'amore occulto. Mettiti qui a fianco fra me e la Lucia, una luce fra due luci. Sono vecchio e ancora timido. Durante questa serata ho sentito una cosa riguardante il governo, che ci può essere un governo buono. Io penso che il potere non può essere buono. Bravo! E questo potrebbe indicare che io sono anarchico. Ci pensate che all'ideologia, all'idea anarchica si attribuisce sempre la violenza?
che l'anarchia, come fosse l'idea anarchica, come se fosse qualcosa di demoniaco. L'anarchia è l'anarchia del pensiero. Quindi io ritengo che tutti qui siamo degli anarchici, ma degli anarchici puri, non quelli con la bomba, quelli sono dei delinquenti. Non vi voglio fare perdere tanto tempo. Anarchici del pensiero, bellissimo, grazie. Ecco, siamo tutti commossi qui. Adesso passiamo al primo classificato. Avevo un progetto nel primo quarto di vita, poi mi sono distratta. No, è che ne è venuto un altro. Avevo un progetto nel secondo quarto di vita, poi mi sono persa. No, è che ne ho trovato un altro. Nel penultimo quarto mi sono riorientata e a un tratto mi è parso di aver capito tutto. Ma ciò che pareva certo non era ancora vero del tutto. Ora sono nella parte quarta e ringrazio per i doni e i tesori che nel viaggio la vita m'ha fatto, rendendomi regina senza scettro, sovrana senza diadema. E nuovamente mi sottometto al nuovo che ancora neppure sfioro, ma intuisco. Sia questo sia quello vengono, ormai è certo, da molto, molto prima. Stiamo aspettando Emanuele che vuole aumentare la suspense. Arrivo, eccomi, dunque. Prima classificata. Tu allora. Sì, Pasqua a te ora, con l'opera Il diseguale dell'umano, una raccolta poetica sugli anni della pandemia. Complimenti. Buongiorno. Ecco, Pasqua, facciamo una foto con... Ecco. A te la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Sono molto emozionata. Ringrazio il premio e avrei tante cose da dire. Io abito a Bergamo e forse sapete che a Bergamo è successo il finimondo. È stato un cataclisma che ha ispirato una parte del lavoro poetico, narrativo che io faccio e che faccio inesorabilmente per avere poi l'energia per affrontare le tante cose che succedono e a Bergamo in particolare da 2000 in avanti si sono verificate. Io svolgo un lavoro clinico e quindi ho accolto un sacco di persone che in quegli anni sono state malissimo, hanno perso parenti che erano ricoverati nelle RSA, non li hanno mai più visti. Forse ricordate le scene dei camion che portavano non i morti, le ceneri indistinte. Persone che ho accompagnato mi hanno detto che dei loro genitori non hanno potuto conservare nulla, sacchetti con dentro cose che non appartenevano ai loro genitori, non hanno potuto seppellire, non hanno potuto curare, non hanno potuto onorare. Moltissime persone si sono ammalate di depressione,
di chiusura e le cose non sono ancora finite, perché queste cose vanno avanti. La gente, io non credo solo a Bergamo, però un po' dappertutto, ha disimparato a comunicare, a sorridersi per strada. Tanti hanno comprato il cane per poter uscire e continuano a uscire con il cane e non guardano più nessuno. Io ho deciso che quando vado a fare la mia camminata ogni 2 giorni, io saluto tutti. Mi guardano straniti, ma che è questa? Ma cosa mi saluti? Però continuerò a farlo. E quindi io ho partecipato anche l'anno scorso a questo premio e venire qui per me è un po' complesso, perché venire da Bergamo mi ha richiesto di coinvolgere un'altra persona che mi accompagnasse, eccetera, eccetera. Quindi io ho tutta la mia comprensione per le persone che hanno portato qui delle sofferenze molto grandi e voglio esprimere tutta la mia vicinanza. Per me la scrittura è un elemento di cui non posso fare a meno, perché mi aiuta ad affrontare la realtà dove molti sono diventati, ho trovato questo termine, disvedenti, cioè non vedono più la realtà. Non vi dico nell'ambiente clinico in cui io mi muovo, sono una psicoterapeuta, le persone che arrivano smarrite, depressioni a non finire. E c'erano anche prima, ma adesso non c'è più misura. E quindi l'unica è forse riunirsi in gruppo e parlare di questo, ma la resistenza a riconoscere che il Covid ha cambiato la nostra esperienza del mondo è molto difficile. Quindi volevo darti un suggerimento, se possibile. Quando organizzi questo incontro, non penso che durante l'anno tu non faccia nulla, però potrebbe essere molto utile e terapeutico potersi riunire e parlare della nostra esperienza, condividere con la nostra umanità, stare attenti a non scivolare in questa situazione di essere disvedenti. Io sono d'accordo con le persone che hanno parlato prima dicendo che questo è l'inizio, è stato l'inizio di un'epoca che ci costringerà a vederne di tutti i colori. Quindi il dialogo è fondamentale. Io vi ringrazio tutti, voglio aggiungere che a Bergamo ci sono diversi gruppi di sanitari, medici, psicologi, psicoterapeuti, specialisti che hanno creato un gruppo di forza contro il vaccino. E un'ultima cosa, i medici che si sono vaccinati, ecco, non crediate a questo. Molti medici hanno fatto finta di vaccinarsi. Ecco, grazie a tutti. Grazie a te, e stai ancora qui con noi un momento, ma soprattutto un applauso che ti entra nel cuore, perché queste parole che sgorgano come un fiume cristallino dimostrano anzitutto che noi non siamo, come ci hanno descritti, dei terrapiattisti, analfabeti. A un certo punto hanno fatto il profilo del non vaccinato medio, no? Il quarantenne omofobo, no? Analfabeta, cioè, a un certo punto c'era l'identikit del non vaccinato. Cioè, ecco, siamo tutti noi gente che ha il dono di tessere la bellezza, questo tu dimostri, ecco.
ti consegniamo anche, Questi sono per voi. grazie, Sulla grazie, degenza. sulla degenza, Il mio ricovero grazie. in ospedale durante il Covid. E noi ricambiamo dandoti, fa parte del premio, un'opera, adesso consegnala tu Lucia. Allora, l'opera che consegniamo alla vincitrice è del museicista di fama internazionale Giulio Menossi. Non so se è in questa sala, ma comunque qui ha uno studio a Udine. Mostriamolo. Mostriamo. Ecco, allora Menossi fa conferenze e seminari sul mosaico in tutto il mondo, in Messico, a Gerusalemme, in Turchia, è famosissimo, ha combattuto moltissimo, aveva esposto e ha tuttora esposto nel suo laboratorio delle frasi inneggianti contro il Green Pass, non ha mai ceduto, e ha deciso di mettere lui in palio quest'opera per dare un riconoscimento in più al vincitore. Grazie a Giulio Menossi. Ecco. Noi allora consegniamo alla vincitrice numero 20 copie della antologia che comprende i primi 3 classificati. Ti diamo una borsa dopo, con Pasqua Teora, Giuseppe Campolo e Assunta Romagnoli. Diamo anche al secondo classificato numero 10 copie e al terzo classificato numero 10 copie. L'antologia è già pronta. È giusto dire che Avevo piacere di leggere le motivazioni. Sì, certo, e volevo poi dire, lascio te chiudere, che molti sono i segnalati che noi abbiamo riportato nell'introduzione dell'antologia, ed è comunque una selezione, perché essendo che tutte le persone che hanno partecipato al concorso sono persone che hanno sofferto, che hanno guardato dentro se stesse, non è che ci fossero opere non pregevoli, erano tutte pregevoli, quindi il lavoro della giuria non è stato facile, diciamo, no? Quindi noi abbiamo, dopo li leggiamo, menzionato molti segnalati che hanno colpito la giuria per sensibilità, leggiamo, è solo un esempio, come ripeto sarebbe da premiarli tutti, ma fra gli altri abbiamo segnalato Prendere mano per mano di Carlo Cristofano, scusate, Buio e salvezza di Maria Irma Riboldi, Oneirocriticon di Marco Bellocchi, Oneirocriticon, ecco. Cantare gli anni bui di Silvia Terribili, Anita Sa di Elisabetta Freschi, Dalla scienza al transumanesimo di Simone Rappaccini, Il mondo c'è ancora di Andrea Di Massimo, Chi mangia chi di Francesca Perucci, Addio di Carmen Gruhold, Breve storia di Abundance di Enrico Fila e tanti altri. Dovete capire il lavoro della giuria, anche imbarazzante dover fare una scelta di tanti componimenti dai quali emerge la lotta per la verità. Quindi questa antologia è solo, dovete considerarla, non è esaustiva della potenza sorgiva che voi rappresentate. Quella potenza sorgiva è qui oggi con voi presenti e nell'unione e nella comunione che ci è stata impedita e di cui noi ci riappropriamo a qualsiasi prezzo. Leggiamo le motivazioni, parto dalla terza classificata.
Umano non umano, disumano di Assunta Romagnoli. Attraverso 6 brevi racconti scritti con penna fluida ed efficace, l'opera prospetta in modo crudo una realtà a noi ormai prossima, quella che già Friedrich Junger, fratello del più noto Ernst, aveva intravisto in La perfezione della tecnica nel 1939. La tecnica non ha limiti, ciò che sarà possibile fare tecnicamente sarà fatto. Solo la luce nei cuori e il senso dell'eterno potranno redimere l'uomo. L'amore occulto di Giuseppe Campolo, giusto Campolo? È l'opera seconda classificata del premio di Doc 24-25, pregevole lavoro letterario, ben curato, scorrevole, di sicuro interesse, che propone valori agli antipodi rispetto alla modernità, quali il lavoro su se stessi e la scoperta di una forza originaria insita nell'uomo. Con un linguaggio schietto, ironico, a tratti sorprendente ed una prosa briosa e mordace, quest'opera narra le contraddizioni del nostro presente, dove tutto è materia e anche il pensiero ricade nel regno fisico. La via di fuga è al momento quel passaggio al bosco, ovvero il Waldgang, prospettato da Ernst Junger, che solo può liberare l'uomo dai lacci del mondo. Il diseguale dell'umano di Pasqua Teor, l'opera vincitrice del premio Divock 24-25, lavoro di grande impegno e spessore letterario. Le liriche sono struggenti, lo stile e i temi si distinguono dagli altri per luminosità e chiarezza. L'opera narra gli anni turbolenti della pandemia attraverso il linguaggio poetico, riuscendo a creare immagini profonde di quel periodo ancora vivido nell'esperienza di molti, cioè di chi non è disposto a dimenticare. Se la poesia è il luogo in cui il linguaggio è in festa, come sosteneva Paul Ricoeur, quest'opera riesce a trasformare in bellezza lirica il racconto di ciò che di fatto rimane uno sfregio alla verità. Complimenti a tutti. Bene, a questo punto sul banchetto mettiamo anche altre antologie per chi desidera approfondire, insieme ad altri testi miei e di altri autori che si sono distinti nelle edizioni precedenti, o autori della mia casa editrice che hanno scritto dei lavori non solo sulla pandemia, ma insomma una panoramica, ecco. E dopodiché abbiamo, giustamente, troverete il lavoro di Fabrizio Carloncelli, che è il vincitore della prima edizione con l'opera Adam. Un romanzo distopico interessantissimo. Sì, è stata memorabile questa prima edizione. E poi abbiamo Rita Remagnino, sì? No, chiedeva come si chiama. Emanuele Franz, io. È Rita Remagnino che ha vinto la seconda edizione, quindi siamo arrivati alla terza, credetemi c'è tantissimo lavoro, perché il suicidio dell'Europa di Rita Remagnino. E io ringrazio tutti voi che ha concorso ad aiutarmi, perché qua avete visto nella locandina non c'è uno sponsor che sia uno, hanno tirato tutti indietro la disponibilità dopo, già da subito, cioè queste blog tv, questi paladini del dissenso all'inizio pensavano di fare l'ascesa politica, dopo hanno capito che non portava più consenso questa logica vaccino o non vaccino, hanno iniziato a dirmi che bisogna parlare di inclusione, di altri temi, io continuo a fare, non è perché sono come voi, che a me io non devo farmi votare, a me basta vedere il sorriso sulle persone che sono felici, non ho bisogno di altra ricchezza io, no? Allora hanno tirato tutti indietro, anche queste blog tv che adesso hanno gli sponsor come le Generali, adesso voglio dire, quella è stata la maschera che si sono tolto, tutti questi paladini intellettuali che prima erano contro il governo, adesso sono sempre lì. E quindi è stato un lavoro anche di più, perché non è che adesso i giornali segnalano queste iniziative, abbiamo avuto zero aiuti, andiamo avanti solo per un fatto ideale, e quindi grazie. Adesso non scappate che c'è un piccolo momento conviviale.
che allestiremo qui, quindi ti devi spostare. Ecco, trovate il banchetto dei libri, se prendete qualche libro è un valido aiuto, diciamo, e soprattutto conoscetevi, parlatevi, tenetevi in contatto, perché è una cosa importante che vi vedete, vi scambiate le vostre esperienze, questo è importantissimo. Ecco. Grazie, e adesso ci organizziamo per, grazie ancora all'associazione Libera Salvio che se non era per lui qua, grazie.